Il via libera al centro commerciale del villaggio Mosè sembra rispondere solo a una promessa da onorare ad ogni costo. Questo quanto afferma Nuccio Dispenza, portavoce dell'area progressista di Agrigento. In zona Cesarini, aggiunge Dispenza, sembra si voglia fare quello che si è tentato di fare a più riprese, anche provando a forzare il lavoro degli uffici tecnici quando questi, legislazione e senno alla mano, indicavano che la strada non era quella di una compiacente nuova cementificazione. Cemento su cemento, un altro inutile centro commerciale per sferrare il colpo di grazia a un tessuto economico e sociale violentato. Recise le radici economiche, sociali e culturali, scolaggiate nuove iniziative, soprattutto quelle giovanili che invece potrebbero far rinascere i tradizionali luoghi del commercio cittadino e il centro storico, aggiunge Dispenza. Questa sciagurata amministrazione miccichè sulla pelle di Agrigento e degli agrigentini sa rispondere solo alla logica del business e delle esigenze elettorali di una destra che qui sta scrivendo la pagina più nera. Dispenza interviene anche sul dramma della frana. A 60 anni il dramma di Niscemi sia di monito anche per noi. Alla luce di quanto vissuto in queste ore a Niscemi, Agrigento e gli agrigentini dovrebbero ricordarsi che quest'anno sono 60 anni dalla frana che colpì la parte più occidentale del suo centro storico, quartieri che ancora portano i segni di quel nostro dramma. Dispenza continua dicendo, affermando: a Niscemi, come 60 anni addietro ad Agrigento, continua la natura, ci ha detto a chiare lettere cosa non si deve fare e cosa invece è un imperativo: non abusare del territorio e investire nella sua tutela e nella prevenzione. Nell'anno che ricorda i 60 anni della frana, aggiunge Dispenza, dovrà essere un imprescindibile atto di responsabilità nei confronti degli agrigentini dare priorità all'assetto del territorio, all'arricchimento del verde, al recupero del vasto patrimonio edilizio e culturale del centro storico, più che a pensare nuove copiose colate di cemento, pure nell'ultimo fazzoletto di terra fin qui risparmiato a un business che si dimostra miope. Questa inversione di rotta, conclude la nota di Dispenza, richiama alle note responsabilità del governo della città e richiede il responsabile contributo di quelle categorie economiche e professionali che tanto impegno riservano oggi all'antico progetto dell'aeroporto.